l'azienda Falcon, un'azienda a conduzione familiare, sempre del comune di Povoletto, con produzione di vini di eccellenze. Tra l'altro l'azienda Falcon fa parte anche dell'Associazione Vignaioli Indipendenti, quindi chiediamo a Germano che ci presenti la sua azienda e anche il perché dell'adesione a questo tipo di associazione di vignaioli. Eccoci, la mia azienda è situata nel comune di Povoletto, è prettamente zona collinare, facciamo delle produzioni di piccoli, verduzzo, anche vini rossi, produciamo in collina questa terra marmarica, ponca marmarica che deriva da un restringimento delle acque ai tempi delle acque del mare. C'è questa ponca, questo sasso molto salino che dà proprio delle caratteristiche molto importanti ai vini. Noi produciamo il Piccoli, che è il re dei nostri passiti, dei vini passiti. Abbiamo anche un'associazione che si chiama Associazione Piccoli Savognano del Torre, cui fanno parte 4 aziende. Il Piccoli in pratica è un vino di nicchia, una microproduzione, anche perché ha una resa per ettaro molto bassa. Noi siamo circa, io un ettaro produco un 3 ettolitri e mezzo, 4 all'anno. Viene fatto un affinamento in botte di legno. È un vino che viene messo in bottiglia circa dopo 3-4 anni, perché viene prima messo in legno, poi va in acciaio per la decantazione e viene imbottigliato non filtrato. La mia azienda, anche non adopero diserbi, non sono bio, però si cerca di di rispettare l'ambiente, insomma. Io faccio parte anche della FIVI, che è un'associazione di 1000 aziende in tutta Italia, sono tutte aziende artigianali e che fanno una certa produzione di nicchia, di qualità. Quindi è un marchio che viene ricercato molto nell'enogastronomia e anche all'estero viene riconosciuto. Facciamo anche una fiera a Piacenza che è molto bella, verso fine novembre, lì trovi tutte le aziende d'Italia. Niente, cosa dire? Oltre che al Piccoli facciamo anche un friulano, che è l'ex Toccai in pratica, che adesso viene chiamato friulano. Anche questo sempre in zona collinare. La tua è una tradizione di famiglia, quindi ho visto nelle brochure anche il papà lavora, quindi diciamo è una cosa che voi portate avanti da generazioni. Sì, già da prima, sì, da molto tempo, che prima c'era mio zio che faceva questo mestiere, adesso abbiamo fatto la cantina nuova e quindi ci siamo ampliati un po', abbiamo creato anche la bottiglia, che prima il marchio che non c'era. Il marchio l'abbiamo fatto nel 2002. Perché Falcon? Cosa vuol dire Falcon? È un acronimo di qualcosa? Falcon, io l'ho preso perché è una zona delle colline di Savoriano, che è Fontana Falcon, Rio Falcone, e quindi ho preso questo pezzo di nome che mi piaceva, anche un nome corto, un nome Quindi per legarlo ancora di più al al territorio. territorio sicuramente. Quindi ringraziamo l'azienda Falcon per averci proposto e presentato le sue produzioni e le sue caratteristiche.